E buon venerdì sera amici sportivi di Avelia HD, bentornati con il nostro consueto appuntamento con il calcio a 5 con Verona, che questa sera non è mai stata così vicina a vincere questo campionato, ma andremo poi a parlarne nel corso della serata. Questa sera la formazione di Bruno Giorgio affronta la Luparense, 11ª in classifica, nella classifica generale, e andiamo ad elencare anche i giocatori che prenderanno parte alla sfida di questa sera. Partiamo con Di Fazio, Sabatino, Menegazzo, Galliano, Campana, Elburati, Donin, Ciurnelli, Fami, Agudelo, Santiago, Agudelo, Samuel e Bertoldi. Questi i giocatori della formazione di casa. Per gli ospiti: Iuder, Beltrame, Savio, Cocchetto, Zen, Zaruali, Devinar, Vincenti, Moro e Ferraro. Dicevamo, Verona mai così vicina al titolo come questa sera. Prima in solitaria con 53 punti in classifica. Un bellissimo bottino della formazione di Bruno Giorgio con 17 vittorie, 2 pareggi, 5 sconfitte. Una impressionante media gol di 3,6 a partita. Miglior attacco del campionato assieme a Futsal Marco Polo e Cosmos 9. Per quanto riguarda le prime in classifica. Per quanto riguarda invece gli ospiti, situazione un po' più delicata con la Luparense che è appena sopra alla zona play-out e se la deve giocare con la Futsal Jesolo e Valdagno, distanti 3 e 4 punti. Siamo pronti con il calcio d'inizio. Inizia Verona Luparense. Si comincia subito con il pressing di Ciurnelli ad aggredire Campana davanti alla porta. Inizia subito col botto Verona, con Campana vicino alla rete. Subito una disattenzione da parte di Zen, che ha perso il pallone. Attentissimo Ciurnelli in pressing e ancora di più Campana vicino a realizzare quella che sarebbe la sua 15ª rete in questo campionato, secondo solo a Ciurnelli nel tabellino di marcia della formazione veronese, che svetta con i suoi 20 gol stagionali la punta di diamante di questa squadra. Campana prova subito a cercare proprio Ciurnelli. Il pallone scorre dalle mani di Ferraro. Lo lancia direttamente tra le mani di Di Fazio. Recupera per un attimo la Luparense e poi ancora Verona con Agudelo. In questo caso Santiago in campo. Rimessa per Verona. Ancora il numero 22 giallo-blu. Classe 2005. Santiago Agudelo. Recupera Zen per la Luparense. Zaruali, pasticcio qui della Luparense. Ciurnelli vola davanti alla porta. Ciurnelli, il tiro deviato. Finisce comodo tra le mani di Ferraro. Attenzione qui al grande numero di Cocchetto, che inizialmente sembra divorarsi il gol, ma c'è l'intervento di Menegazzo sanzionato dal direttore di gara con il cartellino. Si è fatto anche male Cocchetto. Grandissima occasione per la Luparense. Siamo solo nel corso del secondo minuto di gioco. Si era divincolato bene il numero 10 padovano ed è fuggito verso la porta, steso poi da Menegazzo. E quindi ci sarà una punizione importante e pericolosa per gli ospiti, con Zaruali che si appresta a caricare il destro. Ne vuole 2 in barriera Di Fazio.
anzi li vuole un po' divisi, formano una specie di muro i giocatori di Verona a difendere la porta di Di Fazio. Sul pallone Zaruali va col destro, Di Fazio con la collaborazione di Ciurnelli. Deviano questo pallone e consentono a Verona di potersi difendere ancora sullo 0-0. De Pinar distribuisce a Zen. Tocco sotto di Zen era a cercare ancora il numero 21, impreciso in questo caso. E dicevamo che questa sera Verona potrebbe avere un piccolo match point per la vittoria del campionato. In caso di vittoria della formazione giallo-blu e delle contemporanee non vittorie sugli altri campi, delle 3 pretendenti dietro, Verona si laureerebbe campione di questo campionato. Ma ovviamente la partita è lunga e certamente Verona sa di avere in mano il suo destino. Nel frattempo qui Ciurnelli si è guadagnato un calcio di punizione. Buona posizione anche questa per il destro di Ciurnelli. L'arbitro fa rispettare le distanze della barriera. Vediamo cosa decidono Ciurnelli e Campana sul punto di battuta. Ciurnelli finta, Campana la tocca per Menegazzo, la risposta del palo devia in rimessa dal fondo, occasione per Menegazzo, palo solo esterno, ma comunque buona occasione ancora per Verona. Si riprende con Zaruali che prova una palombella a cercare De Vinar, troppo lunga. Dicevamo del momento di difficoltà della Luparense, rimaneggiata numericamente per questa partita, molto meno profonda la panchina della formazione padovana rispetto alla formazione veronese. Ci dicevano i collaboratori ospiti che Ferraro è per lui la prima partita. E intanto eccolo qua, Ciurnelli colpisce subito dopo 2 minuti. E stavamo proprio accennando alle difficoltà dell'esordio della partita di Ferraro. Non abbiamo proprio fatto in tempo a terminare la frase, perché Ciurnelli segna il suo 21esimo gol stagionale e porta Verona in vantaggio. Certamente, per ricollegarci al discorso, certamente la differenza di qualità tra le due squadre è importante. Poi ovviamente le partite sono tutte da decidere. Certamente non è un esordio facile quello per Ferraro oggi qui alla GSM Forum. Possesso per Verona con Menegazzo che rischia di perdere il pallone ancora da Cocchetto. Ancora un duello tra i due con Campana che poi se ne esce. Agudelo lotta per il pallone, lo perde solo per un attimo. Zen vince i 2 rimpalli, si porta il pallone sul destro. Il tentativo di conclusione viene ribattuto ancora però Verona con Agudelo. Si propone Ciurnelli, Agudelo prova un sinistro debole e fuori dallo specchio della porta di Ferraro. Ancora pressing altissimo di Verona, Ciurnelli si stampa sul palo, il destro di Ciurnelli. Verona al momento già dominatore del campo. Già in vantaggio di 1-0, ma soprattutto già ingombrante sul terreno di gioco la maglia blu della formazione di Bruno Giorgio. Sta protestando Zaruali con il direttore di gara.
probabilmente per qualche scaramuccia nel corso dell'ultima azione. Si prosegue con Ciurnelli e Campana. Campana ha provato un filtrante per Agudelo, interviene Beltrame, concede rimessa per i padroni di casa. Campana. Ciurnelli si allunga per stoppare il pallone, poi non lo tiene. Il break però non finisce bene per la Luparense, quindi un'imperfezione non ha consentito a Zaruali di portarsi davanti al portiere. Steso ancora una volta Ciurnelli e fallo fischiato dal direttore di gara in favore di Verona. Dicevamo prima classifica che al momento vede Verona con 53 punti, l'Atletico Conegliano che è ritornata in seconda posizione dopo una parentesi dell'Antenore Sport Padova. Fate attenzione che c'è un'azione per Verona con Campana di testa! 2-0 per Verona. E dopo soli 3 minuti e mezzo Verona è già in doppio vantaggio. Strada tutta in salita per la Luparense. Possesso ora per la formazione padovana con questo colpo di tacco, era interessante, cercato da Savio. Ancora Beltrame, Juder. Cercano di reagire gli ospiti dopo questo 1-2. Con questo esterno proprio per Uider che fatica a controllare con il petto. Mette in fallo laterale, rimessa ancora per Verona. Tornando alla classifica, Conegliano che dicevamo è tornato in seconda posizione dopo la vittoria della scorsa settimana proprio nello scontro diretto, a 48 punti, quindi a 5 lunghezze di distacco da Verona. Ancora più indietro invece l'Antenore con 8 punti di distacco e per questo motivo, in caso di sconfitta anche della Futsal Marco Polo, Verona quest'oggi si laureerebbe campione. Troppo presto certamente per fare dei calcoli forse, ma la possibilità è concreta oramai per Verona e non si nasconde più nessuno. Nel frattempo si continua a giocare, Verona non sente la pressione. Primo tempo, la prima parte di primo tempo per ora perfetta. Mi perde il pallone ancora la squadra padovana, poi non si capiscono nell'1-2 Menegazzo e Ciurnelli. Raccoglie la Luparense con buono spunto di Uider. Campana recupera e punisce Ferraro. 3-0 Verona. Rischia di essere davvero una notte fonda questa per la Luparense dopo 5 minuti sotto di 3 gol. Carica più che mai oggi la squadra giallo-blu. Buona qui l'opportunità per Vincenti, lanciato verso Di Fazio, ha provato un diagonale che Di Fazio è riuscito a respingere. E Sabatino cerca Bertoldi, si alza, raccoglie in area di rigore, la riva di nuovo Sabatino! 4-0 Verona. Non sono trascorsi praticamente 6 minuti dall'inizio della partita. E sono già 4 le reti per i padroni di casa. Certamente ci saranno delle riflessioni da fare per Walter Ferraro, allenatore della formazione ospite. Tempo
qui inquadrati i giovani tifosi della squadra veronese. In clima di festa questa sera, nella speranza di celebrare la vittoria del campionato già oggi, come dicevamo poco fa, mentre dopo il time out chiesto dalla panchina padovana si riprende. Certamente non il morale altissimo per gli ospiti. Wider, interviene Donin e mette in fallo laterale. Vincenti, buono il giro palla questa volta della Luparense, ma perde poi il possesso. Allora Galliano con il sinistro calcia verso la porta di Ferraro, il tiro viene ribattuto, sarà corner per Verona. Anche Galliano protagonista in questa stagione. Eccolo qui, Galliano prova il destro, ribattuto da Sabatino, poi si ripropone Galliano ancora con il destro, termina alto. Dicevamo che Galliano 11 gol in questo campionato. Lascia scorrere qui Sabatino, la rimessa è per Verona. Non si capiscono qui Sabatino e Di Fazio. Regalano una rimessa alla Luparense. Per chi si fosse messo in collegamento solo ora, ricordiamo che Verona è già in vantaggio di 4 reti. L'inizio scoppiettante. Dicevamo ovviamente a inizio gara anche delle differenze qualitative delle due squadre. Certamente non facile. Qui c'è una punizione per Verona e un altro cartellino giallo, questa volta per Beltrame. Quindi punizione, c'è già Sabatino sul punto di battuta. Fami, Donin. Galliano prova a chiudere l'1-2 con Donin. È intervenuto però Wider che si porta a spasso tutta la formazione veronese e poi calcia verso la porta. Wider fino ad ora certamente l'unica luce nella notte fonda della Luparense. Prova qui Sabatino a duellare con Savio, numero di Savio che passa bene, poi arriva Donin in fallo laterale. Marco Savio, classe 94. Eccolo qua in possesso. Si lamenta qui delle spinte di Sabatino. Rimessa a Wider, c'è una conclusione di Beltrame con una deviazione, la palla finisce sopra la porta di Di Fazio e termina in corner. De Vinar al punto di battuta. Tocca corto per Savio, arriva Beltrame, la conclusione è buona, Di Fazio para. Donin perde il pallone, poi ritorna per un attimo Beltrame. Se la cava Verona. Fami per Galliano. Prova direttamente la conclusione. Il palo clamoroso di Galliano. A sfiorare l'ennesimo gol di Verona.
Sabatino qui lascia sfilare bene. E Donin, leggerezza. Savio. Conclusione di Zen alta. Non l'ha presa proprio bene. Sciupa l'occasione di accorciare il gap. Grande stop qui di Galliano direttamente dal rinvio di Fazio. Galliano, Ferraro come può e poi arriva Donin. 5-0 Verona. Donin. Sigilla questi primi 8 minuti di gioco. Rischia di trasformarsi davvero in un'imbarcata quella della Luparense questa sera. Possesso ancora per la Luparense con Zen, apre per De Vinar. È rientrato anche Zoruali in ruolo di portiere volante. Il pallone poi è perso, quindi ritorna Ferraro tra i pali. Famì se ne va sulla fascia destra, sinistra Famì. Poi riraccoglie il pallone, no look per Sabatino. Galliano stoppa il pallone, può ridare il pallone a Sabatino, infatti ci stava provando. Intercettato, poi tentativo anche della ripartenza di Zen. Molto bene da Verona. È certamente anche interpretazione difficile adesso per gli ospiti di come approcciare alla gara. Dopo un inizio, diciamo così, violento da parte di Verona, che sbilanciarsi per cercare di accorciare le distanze vuol dire, come sta facendo adesso ovviamente, direi anche rischiare di esporsi ancora di più ad altri gol. Però non trovano un varco Cocchetto e Zen, che proseguono nei passaggi. Cocchetto, Zen. Dall'altra parte per Vincenzi il tocco in area di rigore. Savio non riesce a calciare verso la porta e allora Donin prova a sorprendere il portiere. Controlla bene Zen, era rientrato apposta. Luparense cerca un po' di addormentare la partita adesso e addormentare anche gli animi caldi dei veronesi che fiutano la vittoria. Vittoria ovviamente del campionato, che vorrebbe dire promozione, che per quanto si è visto assolutamente meritata. Verona ha avuto una parabola a salire davvero importante nel corso del campionato, partita forse con qualche leggerezza nelle prime gare. Ricordiamo le prime sconfitte, le prime difficoltà, navigare un po' a metà classifica e poi una serie di risultati utili consecutivi impressionante, dove prima è stata agguantata l'Atletico Conegliano, poi battuta proprio qui a Verona. Anche certamente la GSM Forum, sede fortino di Verona, la percentuale di vittorie quasi totale. E prosegue il possesso palla della Luparense, in qualche maniera con calma prova a chiudere Verona nella sua metà campo, di conseguenza cerca di tenerla lontana dalla sua porta. Anche se per il momento questo possesso palla si tiene lontano certamente
Verona dall'area di rigore, ma per il momento non sta pungendo la formazione padovana alla porta di Di Fazio. Per quanto riguarda invece le prossime partite in programma, con Verona impegnata sul campo della Monte Futsal. Nel frattempo viene chiamato time out dalla panchina di Verona. Dicevamo, Verona è impegnata sul campo della Monte Futsal il prossimo turno. Chissà se potrebbe essere l'ultimo, quello decisivo per festeggiare, o altrimenti la 14ª giornata del girone di ritorno, con l'Union Borgo ospite qui alla GSM Forum. Mentre arrivano notizie dagli altri campi, con Conegliano sotto di un gol a Valdagno, e quindi questo gioca ovviamente a favore di Verona. Non gioca altrettanto a favore invece la vittoria fino a questo momento della Futsal Marco Polo, che è quella che, diciamo, consente, in caso di sconfitta delle altre, la matematica certezza di non essere raggiunti nelle ultime 3 giornate rimanenti, visto che l'Antenore non scende in campo. Restiamo ovviamente collegati anche sugli altri campi. Qui perde però il pallone Wider e allora spazza via Menegazzo. Come viene? Possesso ancora per la Luparense con Beltrame, Cocchetto. Cocchetto in possesso, distribuisce il pallone dall'altra parte con Savio, accerchiato adesso da giocatori in maglia blu. Poi mette in mezzo e sbaglia, regala il pallone a Ciurnelli. Ciurnelli cerca un filtrante per Agudelo. In questo caso invece il fratello Samuel non va a buon fine l'affondo di Verona. C'è comunque rimessa. Campana. Ciurnelli stoppa ma viene bloccato. Può tenere un po' palla Verona dopo un bel po' di minuti di possesso degli ospiti. Certamente anche per attenuare, dicevamo, la mole di occasioni da rete e di gol, in questo caso, di Verona. Stando ai risultati che attualmente arrivano dagli altri campi, intanto Ciurnelli al volo di qualità ha sfiorato un grandissimo gol. Stando ai risultati fino a questo momento, Verona andrebbe a 56 punti, lasciando Conegliano a 48. Agudelo. Rimessa per la Luparense, qui ovviamente sono saltati un po' tutti gli schemi. Anche gli ospiti stanno più giocando con nervoso addosso, secondo me, perché veramente sono preoccupati di concedere il pallone a Verona, come in questo caso. Agudelo
Campana. Intercettato il pallone, allora Savio. Buono il numero di Savio. A servire Beltrame. Prosegue il possesso. Qui buono della Luparense che sforna una bellissima azione. Cocchetto ancora per Savio. 2-2. Cocchetto la conclusione. Alta sopra la traversa. Forse la prima bella azione costruita dalla Luparense. Si gioca a centrocampo con Agudelo, Menegazzo. È rientrato Santiago. Si danno il cambio i due fratelli. Con l'esterno proprio Santiago non trova Ciurnelli. La rimessa per gli ospiti. 6 minuti 30 secondi alla fine del primo tempo. Una partita già abbondantemente in cassaforte, quella per Verona. Campana, Ciurnelli, davanti al portiere Ciurnelli! 6-0 Verona. Ennesimo gol della formazione veronese. Luparense in possesso di palla. Beltrame, Uider. Lotta in mezzo al campo Uider, tiene il pallone, poi dall'altra parte la conclusione di Zaruali ribattuta da Menegazzo. La rimessa per gli ospiti. C'è Vincenti, eccolo qua, nel ruolo di portiere volante. Qui perde il pallone, fa rientrare Ferraro. Campana con il sinistro, intercettato da Beltrame. Uider si muove bene, Uider poi fa girare Zaruali. Agudelo si interpone. Cinque minuti 30 secondi al termine della prima frazione. Possesso ospite con Zaruali che qui si era mosso bene. Ha provato poi la conclusione, si fa trovare ancora però sul posto. Menegazzo devia il pallone in corner. Preferisce ripartire da dietro la Luparense con Uider. Male lo stop di Vincenti. Di nuovo rimessa per Verona. Sabatino. Sabatino invece, quello di questa sera, è l'8º gol in campionato. Un bottino importante anche per lui. Buono il lancio qui a giocare Uider, è stato bravo Agudelo. Eccolo qui Uider davanti a Di Fazio. Lo ipnotizza Di Fazio e blocca il pallone. Ancora Uider. La recupera, distribuisce per Zaruali, Uider. Arriva Ciurnelli come un falco dietro di lui, gli ruba il pallone, poi il tacco per Menegazzo, forse non se l'aspettava il numero 6 giallo-blu, qui se l'aspettava e come, invece la conclusione di Uider si lancia in scivolata e devia il pallone in corner. Entra anche il Buraiti sul parquet di gioco. Non l'abbiamo visto spesso in questo campionato, il Burati, classe 99. Per un attimo Santiago Agudelo stava recuperando un pallone. Finisce in rimessa laterale con Devinar.
fa partire il mai consueto possesso degli ospiti. Intercettato subito qui da Ciurnelli, Sabatino da casa sua, Sabatino, nono gol in campionato per Sabatino, 7-0. Incredibile giornata quella di oggi per Verona, potrebbe frantumare i record di questo campionato. Uider. Recupera Sabatino, occhio perché la porta è libera, Galliano interviene, Cocchetto, poi riconcede la porta a Ferraro. Galliano, buono il tocco per Fami, in mezzo a due però perde il pallone. De Vinar, 2 contro 2. De Vinar si punta a Sabatino, scusate, Moro, non De Vinar, Moro perde il pallone. Numero 77, Moro. Stava portando verso la porta di Fazio. È stato brava la difesa di Verona a recuperare. Moro, tra l'altro, capocannoniere degli ospiti con 15 reti stagionali. Quindi a maggior ragione da tenere sott'occhio. Certo, il risultato ormai comunque un po' compromesso per gli ospiti, ma certamente non bisogna pensare che sia finita qui, c'è ancora un altro tempo da giocare. Fami e il Buratti. Si interpone Zaruali davanti a lui. Rimessa dal fondo però ancora per Verona con Di Fazio. La recupera subito El Buratti. Galliano. Serve proprio il numero 11 veronese che non fa in tempo ad arrivare sul pallone. Viene anticipato da Beltrame. Se ne va Uider. Poi sbaglia il passaggio. Uider poco appoggiato, diciamo così, dai suoi compagni in questa fase. Sta dando tanto Uider per cercare di far male alla difesa di Verona. Sabatino. Galliano, il rimpallo lo favorisce con il tacco del Buratti, rischioso, ma poi se ne esce con una Veronica. Fabio Sabatino, ancora rimessa per Verona. Galliano usufruisce del rimpallo per saltare Uider, che poi si scusa per il fallo commesso. Due minuti alla fine del primo tempo, un primo tempo direi anomalo, quello visto qui alla GSM Forum. Sono 7 i gol messi a segno da Verona. Attenzione con il gol di Moro, no, di Zen, grande incursione di Zen nell'area veronese e accorcia le distanze, quindi 7-1. Rende un po' meno amaro il passivo, solo per un attimo, perché Sabatino lo fa durare 10 secondi. 8-1. Uider.
Zen, Moro. Solito possesso qui degli ospiti. Cocchetto va a battere la rimessa. Uider. Prolungato possesso per la Luparense. Qui Savio poi lotta con Sabatino. Tiene il pallone, lo lascia a Cocchetto. Buono la conclusione di Cocchetto, ha fatto passare il pallone in mezzo alle gambe di Famì. Risponde bene Di Fazio, attenzione a Uider, finta al destro, lo fa Di Fazio. Attenzione a Galliano, contropiede, è saltato Cocchetto che sarebbe stato il portiere. Interviene Moro, occhio a Famì. Il suo tiro termina sul fondo. La rimessa per la Luparense con Savio, non si capisce con Zen. Perdono un altro pallone i giocatori padovani, mai sfiduciati. Di Fazio, Famì. Tutt'altro umore ovviamente i giocatori di Verona. A 30 secondi dalla fine del primo tempo ci sarà spazio per chiarire le idee, forse per gli ospiti durante l'intervallo. Famì. Verona fa tornare indietro il pallone. Probabilmente attende la fine del primo tempo che dista 10 secondi. Zen in possesso, alza il pallone per Savio, interviene Sabatino. Ma il tempo è scaduto. Finisce il primo tempo di Verona Luparense. Un punteggio veramente anomalo, 8-1 per la formazione di casa, e ha messo molto più di un'ipoteca sulla vittoria di questa partita, in attesa dei risultati degli altri campi. Ne parleremo dopo un piccolo break.
Eccoci tornati, amici sportivi di Avelia HD. Siamo sempre in diretta dalla DSM Forum di Verona per la 26esima giornata di campionato della Serie C1 Girone Veneto Calcio 5, dove Verona sta vincendo con un ampio margine quest'oggi dopo la fine del primo tempo. 8 reti messe a segno dalla formazione di Bruno Giorgio. Per dovere di cronaca, noi non vogliamo ovviamente portare sfortuna, ma stando così i risultati, Verona sarebbe matematicamente promossa in Serie B, viste le contemporanee sconfitte di Futsal Marco Polo e Atletico Conegliano, ovviamente temporanee. Staremo a vedere nel corso della partita. Siamo qui pronti invece per il secondo tempo. Sul punto di battuta Galliano da sinistra verso destra, Verona da destra verso sinistra, la Luparense. Ci siamo, secondo tempo di Verona Luparense. Famì, Menegazzo. Non si trova con Galliano. Rimessa per Zen. Cocchetto. Vincenzi. Pallone finisce addosso a Donin in parti del corpo difficili per lui. Ovviamente l'arbitro concede qualche secondo al numero 16 giallo-blu per riprendersi. Zen, Savio, lo stop complicato per Savio. Rimessa per Verona. Donin direttamente a Famì. Galliano. Donin, Menegazzo. Perde il pallone qui Verona con Zen. Prova un diagonale di sinistro. Zen, autore dell'unica rete messa a segno fino ad ora dalla Luparense. Di Fazio. Stop di Galliano, si libera di Zen, calcia con il sinistro, risponde Ferraro. Chiedono un fallo di mano qui gli ospiti, ma lascia correre il direttore di gara. Possesso per Verona. Donin. Menegazzo, il rimpallo lo sfavorisce. Savio potrebbe calciare. Perde forse l'attimo e poi si interpongono Menegazzo e Famì. Recuperano il pallone. Il tocco sotto di Galliano per Famì. Fa buona guardia Zen, poi un po' trattenuto da Famì. Di nuovo Savio non passa da Menegazzo, oggi un muro invalicabile, il numero 6 giallo-blu. Zen. Vincenti per Zen. Scambia con Cocchetto. Come per buona parte della prima frazione, gli ospiti attaccano a pieno organico e Galliano da casa sua prova a segnare a porta vuota. È andata male al numero 7 giallo-blu. Rimessa per la Luparense con Savio. Indietreggia un po' Savio, si lamenta poi col direttore di gara, non c'è fallo, solo rimessa per gli ospiti. Un avvio di secondo tempo, diciamo così, un po' più tranquillo
di quello della prima frazione, che veramente ha lasciato tutti un po' increduli anche qui alla GSM Forum per la quantità anche di occasioni e di reti che ha messo segno Verona. Nel frattempo sto tenendo monitorati i risultati dagli altri campi. La Futsal Marco Polo ha appena pareggiato 4-4 sul campo della Futsal Jesolo. Dovrebbe bastare anche questo risultato, mentre il Valdagno sta clamorosamente, direi, conducendo ancora per 2-0 contro Conegliano. Qui prolungato possesso della Gifema Luparense. Cocchetto cerca di trovare qualche spazio, la formazione ospite, ma Verona naturalmente si chiude a riccio a difendere in inferiorità numerica. Zen sbaglia il passaggio, lo recupera Menegazzo. Fami, interviene Zaruali, fa proseguire l'azione per gli ospiti. Buono qui lo scambio, attenzione al retropassaggio non consentito. Recupera da Luparense, recupera anche Galliano, però il pallone poi steso a terra. Calcio di punizione. Quattro minuti trascorsi nel corso del secondo tempo. Naturalmente ora la concentrazione è un po' più sugli altri campi dopo un primo tempo così largo dal punto di vista del punteggio per Verona. E la testa naturalmente è al risultato finale, quello di chiudere questo campionato con la promozione in Serie B. Buono il recupero di Donin. Interviene Savio a porta vuota. Occhio a Menegazzo, però semina il panico al limite dell'area. Salta tutti Menegazzo e poi la mette per Galliano. Che gol di Verona e che azione di Menegazzo. 9 reti per Verona. (9-1) il punteggio. Una partita ampiamente ormai chiusa. Riprendono gli ospiti. Cocchetto, Beltrame fa scorrere, ha provato Zaruali a sorprendere Di Fazio, c'è Sabatino, devia in corner. Prolungato possesso qui tra Devinar e Beltrame, ovviamente complicato non solo trovare spazi ma trovare motivazioni per la Gifema. Zaruali, Cocchetto prova la conclusione, ribattuta da Bertoldi. Corner per gli ospiti. Beltrame, Cocchetto, solito possesso prolungato alla ricerca di qualche spazio. Attenzione perché arrivano notizie da Venezia, perché la Futsal Jesolo è ripassata in vantaggio
su Marco Polo. Questo ovviamente è musica per le orecchie di Verona. Beltrame, Cocchetto, sembra quasi voler un po' far scorrere il cronometro la Luparense. Zaruali, Beltrame, si sta un po' intensificando qui lo scambio, vediamo se c'è la possibilità di trovare qualche spazio con Devinar, Cocchetto, ancora Devinar, non si passa. Zaruali, Devinar, ha provato qualcosa qui la Luparense, poi la conclusione di Galliano dopo il recupero del pallone viene messa da Beltrame in fallo laterale. Prolungatissimo possesso palla degli ospiti, anche se un po' sterile in termini di pericolosità. Possesso per Verona qui con Bertoldi, El Burrati, Menegazzo. Menegazzo, campionato strepitoso per lui. Qui servito da Sabatino. Il numero di Menegazzo, El Burrati, Menegazzo steso. Tutto regolare per il direttore di gara. Mette fuori il pallone Bertoldi per consentire a Bertoldi di riprendersi. Dicevamo, Menegazzo non alla ribalta dal punto di vista di numero dei gol nel corso di questo campionato, ma certamente eccezionale protagonista, arretrato, un muro quest'anno a difesa della porta di Di Fazio con grande qualità e determinazione. Lo classificherei tranquillamente tra i migliori. Bertoldi prova intanto a sorprendere Ferraro, palla finisce fuori di poco. Uider, braccato da due, concede rimessa a Verona. È entrato anche Moro adesso come quinto attaccante. Si riparte con il possesso ospite più a sterilizzare l'offensiva veronese che ad offendere. Anche ovviamente la testa adesso dei sostenitori di Verona è rivolta ai risultati dagli altri campi, fino adesso confermati, con Jesolo che sta battendo Marco Polo e Valdagno che sta battendo Conegliano. Qui una conclusione di Savio, messa in corner da Di Fazio. Una delle poche occasioni per Savio nel corso di questa complicatissima partita. Uider perde la palla, ovviamente perdere la palla per gli ospiti adesso vuol dire rischiare di prendere un gol con la porta sguarnita. Sarebbe il 10°
per Verona. 10 come i minuti rimanenti al termine di questa partita. Partita che si può qualificare come terminata probabilmente quando le squadre sono andate a riposo. Attenzione a Bertoldi, recupera il pallone, prova a calciare fuori. Serie di cambi per entrambe le squadre. È rientrato sul terreno di gioco Santiago Agudelo. La rimessa per Verona. Sabatino cambia per El Burrati. Sabatino, Menegazzo. El Burrati cerca uno scambio con Menegazzo, lo ottiene. Ancora il numero 6 giallo-blu. Adesso Verona a sua volta tiene un po' la palla. Eccolo lì, Agudelo recupera questo pallone davanti a Ferraro. Stavolta Ferraro blocca il giovane attaccante giallo-blu. Menegazzo lotta con Uider, alla peggio il difensore veronese questa volta. La rimessa è per la Duparense. Beltrame. Moro. Beltrame, Devinar. Uider. Stanno scorrendo i minuti sul cronometro. Ovviamente il gioco si interrompe molto poco in questa frazione, tanto più con questo possesso prolungatissimo degli ospiti. Moro cerca una combinazione con Uider, perde il pallone. Zaruali prova a sorprendere Di Fazio, ma si fa trovare pronto l'estremo difensore giallo-blu. Devia il pallone in corner. Zaruali. Beltrame, Moro. Zaruali, Moro. Provato a fare qualcosa di nuovo, Moro ovviamente complicatissimo. Verona ha tutto l'interesse naturalmente a far scorrere il cronometro e terminare questa partita e iniziare come si faceva una volta con la radiolina a tenere gli altri campi sintonizzati per sapere se sarà la giornata buona per passare in Serie B. Galliano. Verona torna a rimettere un po' il naso fuori. Il Galliano steso, tutto regolare per il direttore di gara. Agudelo. Sabatino. Donin. Lo scambio quasi involontario qui con Donin per Sabatino. Agudelo, buono invece il tocco all'indietro. Sabatino aspetta un po' troppo il lancio per Galliano. Si interpone Devinar. Ancora Verona. Galliano difende bene la posizione. Donin. Agudelo.
Donin Sabatino. Perde pallone qui Agudelo, recupera da Luparense con una buona azione di Devinar. Messo in fallo laterale. Viene sostituito proprio lo stesso Devinar. Rientra Vincenti sul terreno di gioco. Torna anche Zen al centro della difesa al posto di Beltrame. Moro. Sabatino recupera il pallone e calcia verso la porta. Impreciso questa volta Fabio Sabatino, classe 87, il più esperto della formazione di Bruno Giorgio, il numero 3 giallo-blu. Zaruali. Dagli altri campi non ci sono notizie, o meglio, non ci sono novità. Per il momento ancora confermata Verona promossa in Serie B. Ovviamente sono ancora parecchi minuti. Dovrebbe bastare anche il pareggio della Marco Polo e non solo la sconfitta. Numero di Donin, qui fatica poi però Sabatino a tenere in campo il pallone. E arriva il pareggio di Marco Polo. 5 pari nel derby tutto veneziano con Jesolo. Sta succedendo di tutto anche là. 5-5 il punteggio. Mentre sembra essere notte fonda per Conegliano. Sempre sotto per 2 gol. Zaguali. Prova la conclusione, c'è una deviazione. E angolo. Cocchetto. Zen. Quattro minuti 50 secondi. Per chi si fosse collegato solo da poco, Verona ha compiuto il 90% del lavoro nel primo tempo, segnando 8 reti. Punteggio rotondissimo, forse il più rotondo di tutto il campionato giallo-blu. E arriva nel giorno più importante forse per Verona. Sempre con un occhio in campo e un occhio sui campi. In questo momento soprattutto con gli occhi puntati sul campo di Venezia, dove Jesolo e Marco Polo si spartiscono la posta. Sabatino recupera la palla. Rimessa ancora per Verona. Andato giù velocissimo questo secondo tempo. Un record di poche interruzioni, direi. Possesso per la Luparense. Cocchetto. Prova la conclusione, Moro si fa trovare pronto Di Fazio. Zen.
Possesso sempre per gli ospiti. Buono qui invece il filtrante per Savio. Non è riuscito Savio a depositare in rete questo pallone. Finalmente direi ben servito questa volta il numero 9, ma stavolta l'errore è suo. Intanto Verona con Agudelo, la risposta di Ferrero nega la gioia ad Agudelo. Ora entrambi i fratelli Agudelo in campo. Subito sostituito però Santiago, ha chiesto il cambio. Cocchetto. Attenzione perché prova Verona, si stampa contro il legno, la ribattuta direttamente dalla difesa giallo-blu sul palo, mentre Marco Polo passa in vantaggio su Jesolo e Valdagno aumenta il divario su Conegliano. In questo momento Valdagno conduce per 3-0 e questo mette un'ipoteca gigantesca su Verona, ma con Marco Polo che vince probabilmente non c'è la matematica vittoria del campionato. Agudelo. Due minuti alla fine e a giudicare da come è andata la ripresa passeranno molto velocemente pure questi, perché entrambe le squadre sono da un'altra parte, diciamo mentalmente. La partita qui è finita da un po', con gli ospiti che comunque provano ogni tanto a calciare dalle porte di Di Fazio, che si fa trovare sempre preparato. Di Fazio, un altro elemento importantissimo di questo campionato per Verona. Attenzione ad Agudelo, qui Galliano non vede che Agudelo lo ha servito, quindi sfuma l'occasione. Dicevamo di Fazio che anche lui dominante in questa stagione a proteggere la porta giallo-blu. In uno sport dove certamente non è facile finire a reti inviolate, Di Fazio ha contribuito anche a questo in molte occasioni. Sarà probabilmente uno degli ultimi possessi questo per gli ospiti, non solo perché la palla è uscita, ma perché manca un solo minuto al termine di questa partita qui al GSM Forum. Agudelo fa scorrere il pallone che poi qui esce tra i piedi di Bertoldi. Zaruali. Moro. Vediamo se prova almeno una zampata finale la formazione ospite. Qui il rimpallo favorisce Savio. Zaruali prova a ritornare su Savio, c'è la deviazione di Agudelo. Cocchetto. Sceglie di mantenere ancora possesso la formazione ospite a 20 secondi dalla fine. Cocchetto trova un spazio adesso per Moro, la conclusione è direttamente sul fondo.
Siamo alle ultime battute di questa pazza partita qui alla GSM Forum. Si salutano già i giocatori in campo. Verona vince per 9-1 questa partita, un po' con festeggiamento strozzato per Verona. Non ci sono al momento i risultati dagli altri campi per poter festeggiare. Io ringrazio chi ci ha seguito questa sera e do appuntamento a chiunque voglia sapere come finisce, se finisce questa sera, il percorso e la scalata di Verona, a seguire sui loro canali social l'evolversi della situazione degli altri campi. Noi di nuovo vi ringraziamo per averci seguito, vi diamo appuntamento all'ultima giornata casalinga di Verona tra 2 settimane e vi auguriamo una buona notte.